Colore e spessore per gli occhi. La serigrafia d'arte. Se poche persone conoscono la serigrafia come disciplina di stampa, ancora meno la conoscono come procedimento inizialmente asservito all'arte che diventa arte essa stessa. A Venezia c'è un luogo magico dove colori e spessori si sposano su grandi fogli lavorati a mano e una famiglia che a quest'arte ha dedicato tutte le sue energie, quella dei Fallani. Questo laboratorio è stato aperto dal papà, da Fiorenzo Fallani, nel 1968. In questi ormai 50 anni di attività lui ha realizzato oltre 1 migliaio di diverse grafiche, lavorando con più di 200 artisti provenienti da tutto il mondo. Dal 68 fino al 2018 il laboratorio è rimasto, anzi il 2019 il laboratorio era ai Gesuiti. Io sono entrato a occuparmi esclusivamente di serigrafia artistica nel 2012, prendendo un po', così facendomi un po' carico di quella che era l'eredità lasciata dal papà, perché non volevo che tutto questo patrimonio, non solo fisico dell'archivio, ma anche il patrimonio così un po' intellettuale, storico, artistico, della conoscenza, andasse perso. Il procedimento serigrafico è una stratificazione di racconti, così come in fondo è ogni opera d'arte che si rispetti, e Fallani Venezia di arte ne ha vista passare veramente tanta sui suoi tavoli di stampa. Artisti ne sono passati davvero parecchi, per fare alcuni nomi forse più noti abbiamo Emilio Vedova, Renato Guttuso, Aligi Sassu, Salvatore Fiume, un grosso periodo di collaborazione con la Slovenia che ha portato numerosi artisti a lavorare qua dalla Slovenia, uno tra tutti Jože Ciuka, con il quale il papà ha realizzato oltre 100 grafiche diverse. In realtà ti rendi conto che le persone più sono grandi e più sono, tra virgolette, normali, più sono persone molto, molto semplici. Restare a Venezia è anche un po' il voler proseguire quello che era il desiderio, l'idea del papà di aver messo radici in questa città e di portare avanti appunto in questa città anche questa attività.